Siamo a South Beach, sulla spiaggia, terra e acqua che si incontrano. Acqua come quella devastante dell'uragano Katrina che 5 anni fa mise in ginocchio New Orleans. New Orleans che si è rialzata, che non ha abbandonato nemmeno la sua squadra di football. 5 anni dopo i Saints sono qui a giocarsi il Super Bowl. This is for everybody in this city. This stadium used to have holes in it. It used to be wet. It's not wet anymore. This is for the city of New Orleans. The celebration continues. 70,000 fans on their feet. Nobody's going to bed tonight. Sleep is so overrated. Noi e i tifosi abbiamo una relazione unica, è il rapporto più stretto che io abbia mai visto tra i fans e la squadra. Viviamo praticamente insieme per molti mesi all'anno, è una situazione davvero speciale, più che in ogni altro posto negli Stati Uniti. Quando sono arrivato c'era ancora molta devastazione in città, ma c'era anche l'opportunità di venire qui e non solo essere parte della rinascita di una squadra guidandola verso il futuro, ma anche di costruire una comunità, una città, una regione. Questa era un'occasione davvero speciale. Alcuni dei nostri ragazzi provengono da quelle zone. Sono stati colpiti dalla devastazione causata da Katrina e sono tuttora attivi nelle opere di ricostruzione. Conosco la città per avervi reclutato diversi anni a Southern Illinois quando ero assistente. Come ne ho capito la disperazione, così ammiro l'orgoglio degli abitanti di quelle zone. Terra e acqua, acqua e terra. La terra che ha tremato il 12 gennaio ad Haiti, un terremoto devastante, un terremoto che ha colpito profondamente l'opinione pubblica e che ha segnato più di ogni altra cosa l'esistenza di Pierre Garçon. La vita di Pierre Garçon si è trasformata il 12 gennaio. Il terremoto che ha devastato Haiti lo ha cambiato profondamente, lo ha scosso nell'anima, rovesciando le priorità della sua giovane vita di stella emergente del football americano. Nella tragedia di Haiti, Pierre Garçon ha ritrovato se stesso, le proprie origini, diventando tutt'uno con la terra dalla quale la mamma fuggì, verso gli Stati Uniti, la terra promessa, per consegnargli un futuro migliore. Un futuro che Pierre ora vede chiaro, davanti a sé. Giocherà il Super Bowl, da protagonista. È molto importante in questo sport giocare la finale, giocare cioè il Super Bowl. È una grande sensazione e vincere sarà ancora meglio. L'appartenenza ad un popolo non è un semplice fattore anagrafico. Garçon è nato a New York, è cresciuto in Florida, vive a Indianapolis, dove è diventato in un anno appena uno dei ricevitori ma la sua anima è haitiana. Non ha mai smesso dal 12 gennaio di sfruttare la visibilità che gli regala il football per provare a restituire il sorriso alla sua gente. Holy mackerel, this young man came up with a great catch. What a throw from Peyton Manning, and the Colts, just like that, have taken the lead. Very proud to be Haitian, very proud to be here. Sono molto orgoglioso di essere haitiano, di essere un rappresentante di Haiti qui. Sono contento che l'Italia stia facendo tanto per aiutare la mia gente. Dice molto di queste persone il fatto che siano venute qui per conto loro a aiutare la mia gente a sopravvivere in tutte quelle macerie. Anzi, non riesco nemmeno a dire quanto io apprezzi quanto queste persone stanno facendo per noi. Comunque finisca il Super Bowl, Garçon ha già vinto e la bandiera di Haiti sventolerà ancora, alta nel cielo della Florida, profonda nella sua anima. Enough of the moping, man. Let's rebuild Haiti. Let's show them how we do it, where we come from. Il football è lo sport tattico per eccellenza, applicazione ferrea di movimenti predeterminati, ma è anche un gioco di uomini, uomini contro altri uomini e uomini che guidano altri uomini. Jim Caldwell da una parte e Sean Payton dall'altra e guidano i loro quarterback, il loro braccio dentro il campo. Peyton Manning, forse il più grande quarterback di tutti i tempi, e Drew Brees, che di Peyton è diventato amico, si frequentano anche al di fuori dal campo e hanno condiviso e condividono le stesse passioni.
Sean mi ha dato l'opportunità di poter essere qui, credendo in me in un momento in cui nessun altro ha voluto farlo. Abbiamo imparato molto l'uno dall'altro, avendo iniziato assieme qui a New Orleans un nuovo capitolo delle nostre vite. It's kind of a new chapter in both of our lives. Too many guys in the huddle. There's too many guys in the huddle. Call the penalty. Throw the flag. È importante per me essere a disposizione dei miei compagni giorno dopo giorno. Prendo questa cosa molto sul serio e anche questa domenica sarà ancora più importante. Voglio che loro rispondano presente e io voglio essere presente per loro. La vittoria o la sconfitta, la gioia o la disperazione, le lacrime o la rabbia, la gloria o l'oblio. Tutto in 60 minuti. Tutto o niente. È l'essenza del football, è la legge del Super Bowl.